18ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, gara che prende il via dall'Interland di Pistoia presso i Gallegani Piante per concludersi a Fiorano Modenese. Una gara nata qualche anno fa, per l'esattezza 18 anni fa, come rievocazione della spettacolare tappa che portò il Giro d'Italia da Pistoia a Modena, tappa che lanciò nel grande ciclismo Fausto Coppi. Ancora oggi, dopo 18 anni, si uniscono queste due regioni, la Toscana e l'Emilia Romagna, con questa manifestazione che nel corso degli anni ha cambiato il percorso. Infatti non si percorre più, come nelle prime edizioni, il valico dell'Abetone, ma un percorso che tende a favorire le ruote veloci, o comunque vada un percorso che non presenta asperità così forti, così decise come era il passo dell'Abetone. Comunque saranno tanti chilometri in salita, continui saliscendi, e soprattutto saranno tanti chilometri che da Pistoia porteranno gli atleti a Fiorano Modenese. Infatti una gara che misura 152 km, una gara che quindi richiede ottime doti di fondo, è una prova che sarà valida come 18° trofeo ceramiche artistiche e come 6° trofeo Franco Ballerini alla memoria. Questa è la Bottoli Zardini che schiera al via Nikolaiv Shumov, atleta atteso quest'oggi, il campione nazionale, e come vedete tanto il pubblico che si è radunato presso l'azienda Gallegani Piante per salutare la partenza di questa gara, che è un po' il fascino della manifestazione in linea, in quanto si parte da un posto, si arriva in un altro, si attraversano paesi e quindi si trova tanta gente per strada. Un ringraziamento va alle forze dell'ordine che curano la sicurezza lungo il percorso. Prima di partire andiamo ad ascoltare chi ci ospita alla partenza. Iolf Gallegani, ancora una volta la Pistoia Fiorano Modenese parte dalla vostra azienda. Ormai è un appuntamento fisso, una classica del ciclismo, tanta passione verso il ciclismo la vostra. Sì, hai detto tutto. Il problema nostro non è quello, diciamo, come dire, la passione ce la mettiamo e con la passione riusciamo tutti gli anni a combinare qualcosa. Ma non è che noi a un certo punto ne facciamo l'OCIP qui ha la sua importanza, Romano Giannoni è ancora presidente onorario, si cerca di dargli una mano, l'importante è continuare. Questa è una gara che è un po' diversa da tutte le altre, diciamo, nel suo genere. Si parte di qui, si arriva lassù, lontano, in provincia di Modena, si attraversa paesi, si attraversa l'Appennino. È una gara che ci piace, l'aspettano volentieri, finché lassù ci danno l'ok, noi si continua. Base di arrivo come sempre il gruppo sportivo Spezzano Castelvetro di Giulio Montanari, che anche quest'anno ha allestito in grande stile una vera e propria giornata del ciclismo che si concluderà con l'epilogo della Pistoia Fiorano Modenese. Tutto è pronto per il via, ormai siamo al chilometro zero con Giacomo Bacci, che è il presidente del comitato regionale toscano della Federciclismo. La direzione di corsa è affidata a Bruno Ferrali, che si occupa del servizio di direzione di corsa. Per quanto riguarda la moto informazioni, ovviamente Ferrali coadiuvato da Allandi in questo compito. Dicevamo moto informazioni invece che sono a cura di Adriano Dini e Massimo Capocchi, che seguiranno la corsa fino sul traguardo di Modena. Fasi iniziali, prime pedalate di gara con le maglie della Zalfero Mobile Desirée Fior nelle prime posizioni. Allora andiamo a ricordare quelle che sono le formazioni al via. È presente la Zalfero Mobile Desirée Fior con il vincitore della passata edizione Nicola Rossi, con il vincitore del Giro del Belvedere Andrea Vendrame, e con tanti altri atleti che possono ben figurare, tra cui spicca sicuramente il vincitore dell'ultima tappa del Giro Pesca e Nettarina di Romagna IGP, Simone Velasco. E al via l'Unione Ciclistica Pistoiese, proprio quando stiamo attraversando il centro abitato di Pistoia, prima di giungere sulla prima asperità di giornata, quella della collina. Un primo drappello prova ad uscire dal gruppo. Al via anche il gruppo sportivo Mastro Marco Chianti Sensi Dover, al via la Lion Cycling Team, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la Seanese
Big Hunter, la General Store Bottoli, che come vi dicevo schiera alla via Nikolai Shumov, la ciclistica malmantile, che ha nelle proprie file Andrea Montagnoli, che si è comportato molto bene al Giro della Pesca Nettarina di Romagna IGP, giungendo nei primi 10 della classifica generale. Inizia la salita verso la collina. Ciclita Day, ASD Fabriano, la Frigos Cycling Team, la Gragnano Sporting Club del presidente Palandri, la Matinti Banca di Cambiano, la Viris Maserati Sisal, che ha alla partenza alcuni importanti atleti, tra cui l'ex tricolore juniores a cronometro Filippo Ganna, il forte velocista romagnolo Luca Pacioni, Jacopo Mosca e tanti altri che possono ben fare quest'oggi. La Overall Cycling Team, il pedale Brianteo, la Virtus Villa, la Selle Italia CF Ursus, che schiera al via un discreto numero di atleti, il team Cerone, il team Palafenice Palazzago, la Overall Cycling Team, l'Elba Bike Scott e la Magni Flandres. Queste sono le formazioni alla via. Quando stiamo salendo verso la collina vedete un drappello leggermente avvantaggiato nei confronti del gruppo, che come percepite bene da queste immagini viaggia a pochi metri dalla testa della corsa. Sono le prime pedalate in salita, con Simone Velasco, l'atleta nato all'isola d'Elba, adesso risiede in provincia di Bologna, ciclisticamente cresciuto nella Elba Bike Scott. Vedete proprio in testa gli atleti adesso della Overall. Dicevamo cresciuto nella Elba Bike Scott, poi approdato alla Work Service Brenta sotto la guida di Marco Gemin, che adesso invece dirige una delle formazioni al via quest'oggi, vale a dire la Selle Italia CF. Poi approdato Velasco alla Zalf Aeromobile Desiree Fiora. Si continua a salire con le maglie della Sisal Match Point, vedete con il dorsale numero 123 Antonio Vigilante, gruppo che si è ricompattato praticamente in questa fase in salita. Massimo Capocchi, vi dicevo, insieme ad Adriano Dini cura il servizio di radioinformazione in corsa. Un bel passaggio del gruppo nella campagna dell'Appennino pistoiese, che ci mostra ancora una situazione di gruppo compatto. Adesso però provano ad uscire dal gruppo alcuni atleti. C'è un primo drappello, ma il plotone è davvero vicino agli uomini che abbiamo visto in precedenza. È questa la prima ascesa di giornata, ne seguiranno altre. Infatti il percorso dopo il valico della collina prevede la salita del valico della Masera, forse dal punto di vista altimetrico il punto più importante della giornata, anche se mancheranno sempre 80 km alla conclusione. Poi un continuo saliscendi fino sul traguardo. Nel frattempo si continua a salire con la corsa, località Signorino adesso. Drappello che si porta al comando. Come vedete ci sono 10 atleti sulla testa della corsa. Andiamo a vedere di chi si tratta. Si tratta del dorsale numero 127, vale a dire Luca Raggio, il vice campione italiano juniores nell'anno in cui il tricolore lo vinse Matteo Trippi. Con il numero 82 invece Adriano Sacchetti della Figros Cycling Team. Con il numero 69 troviamo invece Marco Zumerle della General Store Bottoli. Con il numero 104 è presente Marco Landi della Maltinti. Con il numero 99 Matteo Conforti della Gragnano Sporting Club. Con il 154 Nicolas Samparisi del team Cerone. Con il numero 131 invece è presente l'atleta che veste la maglia del pedale Brianteo, Simone Guizzetti. Con il numero 36 Rocco Fuggiano, l'atleta pugliese che milita nel gruppo sportivo Mastromarco. Con il dorsale 20 il fratello d'arte Gomez Brian Anacona. Con il numero 123 invece abbiamo Antonio Vigilante. Questo è il gruppo che accusa un ritardo, che è pilotato da Nicola Bagioli, che accusa, dicevamo, un ritardo irrisorio per il momento nei confronti della testa della corsa. Appena 15 secondi nei confronti di coloro che guidano la gara. Siamo al traforo che segnala la fine della prima salita di giornata del valico della collina. Ancora gli uomini al comando. Aspettiamo il passaggio del gruppo che adesso fa capolino al termine del traforo. Gruppo che adesso ha rallentato, infatti accusa un ritardo che è salito nel
nei rispetti della testa della corsa, ritardo nell'ordine dei 50 secondi. Fase in discesa adesso, quindi verso l'abitato di Porretta Terme, una discesa che è abbastanza veloce nella prima parte, poi diventa una discesa molto pedalabile, praticamente un lungo fondovalle che porterà gli atleti a Porretta Terme, prima poi di iniziare una parte invece abbastanza impegnativa di gara con il valico della Masera. E siamo in fondo praticamente alla discesa, siamo a Porretta Terme e cambia leggermente la situazione al comando, infatti non fa più parte della testa della corsa Brian Anacona, sono rimasti quindi in 9 al comando, 9 gli atleti che guidano la corsa, vediamo inquadrato con il dorsale numero 99 Matteo Conforti della Gragnano Sporting Club. 9 atleti al comando, gruppo però che adesso dopo aver concesso un minuto primo, ha sostanzialmente stabilizzato il ritardo nei confronti di coloro che guidano la corsa. Un minuto e 10 adesso ci segnala la informazione in corsa, quindi una situazione ancora del tutto in continua evoluzione. Dietro, come vedete, sono le maglie della Zalf Euromobile Desirée e Fiora con Gianluca Vecchio in prima posizione e poi praticamente un'unica macchia verde, bianco, blu che è quella della Sisal Match Point. Formazione che vi dicevo schiera al via delle ottime individualità come Filippo Ganna, atleta al primo anno nella categoria, già vincitore quest'anno nella cronometro individuale a Ponte San Giovanni nella periferia di Perugia e comunque ottimo terzo nel Gran Premio San Giuseppe, una delle classiche di inizio stagione in cui ha già dimostrato di avere ottime doti, lui che ha anche partecipato ad alcune manifestazioni professionistiche con la maglia della nazionale italiana. Si inizia a salire verso il valico della Masera con la testa della corsa e ancora i 9 uomini al comando che sono affiancati in questo frangente da Moto Informazioni in corsa Massimo Capocchi, che dà ancora una volta la composizione del drappello composto da 9 unità che sta guidando la corsa. Iniziamo quindi a salire nello spettacolare scenario che si apre agli occhi degli atleti, paesaggio rurale questo dove transita la 18ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, 18º trofeo ceramiche artistiche. Vediamo il drappello degli uomini al comando seguito dal direttore di corsa Ferrari che sta ovviamente supervisionando questa fase di corsa. Vediamo come ovviamente risulti passivo in fondo al gruppo l'atleta della Sisal Match Point e davanti adesso sono però gli atleti della Zalf Euromobile Desirée Fiora a scandire il ritmo, la formazione diretta in ammiraglia da Luciano Rui e Gianni Faresin che stanno cercando di tenere alta l'andatura in questo frangente. Vedete il gruppo in lunga fila indiana, infatti guadagna qualcosa il gruppo adesso. Appena sotto il minuto primo il vantaggio degli uomini al comando. Ne approfitto per ricordarvi alcuni degli sponsor a fianco dell'organizzazione: la pizzeria Osteria La Mangiatoia, Cicli Panconi, Galligani Piante, la Spadi Automotor Carrozzeria, il servizio ambulanze La Misericordia di Quarrata ed ancora la Lea Ceramiche che ovviamente predispone la zona arrivo assieme al gruppo sportivo Spezzano Castelvetro di Giulio Montanari. Ricordiamo anche le costruzioni meccaniche Campanella e la Panaria Industrie Ceramiche SPA. Tratto questo ancora con la strada che sale sotto le ruote dei corridori, siamo ormai in vista dello scollinamento del valico della Masera. Ancora un minuto circa il vantaggio degli uomini al comando, quindi non cambia molto la situazione. Una fase ancora molto fluida con il GPM che è stato vinto dal dorsale numero 127. Si tratta di Luca Raggio, l'atleta ligure che milita nella Overall Cycling Team. Adesso alle spalle del gruppo prova a prendere in mano la formazione diretta in ammiraglia da Marcello Massini, vale a dire la Gragnano Sporting Club, e provano a recuperare nei confronti della testa della corsa. E in effetti recuperano, perché adesso gli uomini al comando, come vedete, non hanno più una grande organizzazione. Questo perché
perché il gruppo è appena a 20 secondi. Questo sicuramente influisce nell'economia di coloro che sono in testa, sentono la pressione del gruppo, sono seguiti soltanto dal cambio ruota, e questo ovviamente sono piccoli segnali che percepiscono i ragazzi quando sono in bicicletta. Vedersi superare dalle macchine che solitamente li seguono è una deterrente per coloro che vanno in fuga, perché significa che il gruppo si sta avvicinando e che quindi l'azione non ha più il vantaggio superiore al minuto primo come in precedenza, tant'è che adesso meno di 30 secondi il vantaggio degli uomini al comando nei confronti del gruppo. Vediamo sfilare gli atleti che guidano la corsa, comunque meritano un applauso gli atleti che si sono impegnati sin dalle prime battute, sin dalla salita verso la collina, a tenere alta l'andatura in testa alla corsa. E adesso momento anche di rifornimento questo, con il gruppo che come vedete giunge di fronte alla nostra telecamera, ancora maglie verdi, quindi ancora atleti della Zalf Euromobile Desiré Fior a fare l'andatura. Qui vediamo proprio il vincitore della passata stagione, Nicola Rossi, che sta tentando di tenere alta l'andatura in testa al gruppo, seguito da Andrea Borzo e poi via via tutti gli altri, anche il campione toscano della categoria Elite Giuseppe Brovelli nelle prime posizioni del gruppo. Si fa sul serio a questo punto, si entra nel vivo della corsa, meno di 20 secondi il vantaggio degli uomini al comando, diventa sempre più difficile per coloro che guidano la corsa. E adesso è il momento in cui praticamente il gruppo torna compatto, quindi raggiunti gli uomini al comando. Prova ad evadere adesso con il dorsale 63 il bresciano Andrea Cordioli della General Store Bottoli. Vediamo inquadrato in questa fase. Per lui leggero il margine di vantaggio nei confronti del gruppo. Adesso iniziano questi continui saliscendi che sostanzialmente porteranno gli atleti fin sul traguardo. Un continuo saliscendi che caratterizza questa seconda metà di gara. Facciamo il conto che mancano ancora 45 km circa alla conclusione, quindi sono davvero tanti chilometri prima di giungere sul traguardo di Fiorano. Ricordo che nel finale gli atleti percorreranno un circuito da ripetere per 3 volte, quindi ci sarà la possibilità per il pubblico di seguire i passaggi degli atleti. Maxim Rusnak della Gragnano Sporting Club in testa al gruppo. Adesso fase di studio questa, e adesso con le immagini siamo passati al chilometro 132, quindi ultimi 20 km di gara. Ancora un allungo, questa volta è un atleta della Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Si tratta del dorsale numero 107, bravo questo ragazzo. Si tratta del pistoiese Omar Asti che prova ad evadere. L'atleta diretto in ammiraglia dall'Uddi. Il presidente è Renzo Maltinti di questa storica formazione toscana. Vediamo come Omar Asti stia tentando un allungo in solitaria, vantaggio minimo nei confronti del gruppo. Non è facile andarsene da soli perché qui la strada verso il traguardo è ancora molto lunga, sono circa 20 km, però ci prova Omar Asti. Alle sue spalle si muove il campione regionale toscano per quanto riguarda la categoria Under 23, il massese Stefano Verona, che si riporta su Asti. Adesso prova ad continuare la sua azione sulla sua ruota. Praticamente è uscito una coppia della Mastro Marco perché c'è anche Alex Turin. Si voltano i due atleti della formazione in cui ha militato anche Vincenzo Nibali, e adesso stanno facendo selezione in questa fase. L'azione di Stefano Verona sta portando dei frutti, infatti stanno non solo uscendo questi due atleti dal gruppo, ma anche il plotone alle spalle sembra essersi sostanzialmente ridotto in termini di unità. Vedete come adesso che Verona è calata con l'andatura si avvii una fase di studio. Adesso ancora Alex Turin in testa, e c'è l'allungo adesso del dorsale 124, il ligure Niccolò Lavazza della Overall Cycling Team, che tenta la soluzione solitaria anche lui. Continui scatti e controscatti di tutti coloro che verosimilmente si sentono battuti in caso di arrivo allo sprint, e quindi provano
ad evadere dal gruppo nel tentativo di scongiurare una soluzione a ranghi compatti. Passaggio di fronte allo stabilimento Ferrari, di fronte al museo Ferrari, con il gruppo che questa volta è anticipato dal dorsale 156 che pilota un zappello di 4 unità, vale a dire Massimiliano Barbero del team Cerone. Ancora le maglie della ciclistica malmantina nelle prime posizioni del gruppo a fare un'andatura che tiene il plotone in lunga fila indiana. Bravi ragazzi diretti in ammiraglia da Dessolini, che stanno tenendo alto il ritmo in questo frangente. Con il dorsale 29 abbiamo visto anche Luca Azzurro, e adesso siamo davvero nelle battute conclusive. Siamo al traguardo volante vinto dal dorsale numero 69, vale a dire Marco Zumerle della General Store Bottoli. Eccolo qua il ragazzo che è uscito proprio in corrispondenza del traguardo volante, adesso prova ad andarsene da solo. Siamo ormai all'ingresso del circuito conclusivo, pochi chilometri al primo passaggio sotto il traguardo. Continua a voltarsi Zumerle in questa fase, sente ovviamente la pressione del gruppo, si alza sui pedali per rilanciare la andatura in questo frangente. Alle sue spalle esce una coppia Palazzago-Palafinice, Zalf Euromobile Desiré Fior. Si tratta di Francesco Castagnaro e di Nicola Rossi, due veneti quindi che provano a rientrare sulla testa della corsa, dove è presente un altro veneto, Zumerle, seguiti da Massimo Capocchi del servizio di radioinformazione in corsa con la sua inconfondibile moto bianca al seguito della Pistoia Fiorano Modenese, 18ª edizione, così come 18 sono le edizioni del trofeo Ceramiche Artistiche. Castagnaro e Rossi hanno nel mirino Zumerle, alle spalle sono gli uomini del velocista romagnolo Luca Pacioni, vale a dire gli uomini della Viris Maserati, a fare l'andatura. Matteo Moschetti in testa e poi un vero e proprio treno sulla testa del plotone. Provano quindi a ricucire questo strappo gli atleti della formazione Viris Maserati, provano a tentare di raggiungere la testa della corsa per portare verosimilmente allo sprint uno degli atleti più veloci del gruppo, vale a dire Luca Pacioni, atleta romagnolo, atleta che nel corso della carriera ha militato in formazioni romagnole. Nella categoria allievi militava nella Fiumicinese, nella categoria juniores invece approdò alla Sidermec Fratelli Vitali. Passato dilettante con il team Colpac, dopo alcune stagioni con la formazione di Rossella Di Leo e Bevilacqua Valotti, è approdato alla Viris Maserati. Siamo al passaggio sotto il traguardo, 2 giri al termine, ancora Zumerle con qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo, ma il margine è davvero minimo e il plotone potrebbe tornare compatto da un momento all'altro, anche perché dietro si scatta molto forte ancora atleti della Zalf Euromobile Desiré Fior, il gruppo che torna compatto con Zumerle che praticamente si rialza, anche atleti della Maltinti nelle prime posizioni del gruppo, così a fare l'andatura. E vediamo questo atleta della Zalf, andiamo a vedere di chi si tratta. Ci sembra la sagoma di Velasco ed è proprio lui, l'atleta dell'Isola d'Elba. Si transita ancora una volta di fronte alle ceramiche Lea, dove si conclude la prova, e ancora una volta gli atleti della Zalf Euromobile Desiré Fior, ancora una volta Velasco che prova ad evadere quando siamo al suono della campana. Inizia quindi l'ultimo giro, vuole cogliere il bis dopo il successo ottenuto nella tappa di Faenza, tappa numero 3 del Giro Pesca e Nettarina di Romagna IGP. Vuole, una volta che si è sbloccato dopo un inizio di stagione in cui non era arrivata la vittoria per Simone Velasco, vuole ripetersi subito. Vedremo se riuscirà nell'impresa. Dietro si stanno riportando su di lui altri atleti, maglie della Sella Italia, della Gragnano Sporting Club e della Palazzago Palafinice, che cercano l'inseguimento. Queste le squadre rappresentate sulla testa della corsa. E ancora gli atleti della General Store Bottoli che provano ad avvantaggiarsi. A questo punto sembra inevitabile una conclusione allo sprint che andrà a decretare il successore nell'Albo d'Oro
aperto nel 98 da Massimiliano Giuliani e che poi vede importanti nomi come Dimitri Gabrowski, Filippo Baggio ed ancora Simone Antonini, Alberto Bettiol e Nicola Rossi lo scorso anno. Questi i vincitori della classica Pistoia Fiorano Modenese nel corso della storia. Ormai siamo davvero nelle battute conclusive, ci stiamo per portare sul traguardo con il gruppo che viaggia in lunga fila indiana. Siamo a circa 2,5 km dalla conclusione, 2,5 km dal termine di questa manifestazione, ancora allunghi sulla testa della corsa, ancora tentativi di allunghi con Federico Sartor che prova ad evadere. Dietro è schierata in toto la Mastro Marco Chianti Sensi Dover, gruppo che sta tornando compatto, niente da fare anche per questo tentativo. Noi ci siamo portati sul traguardo per assistere all'epilogo in volata. Lanciato lo sprint, la maglia di Luca Pacioni a centro strada della Viris Maserati. Luca Pacioni coglie il successo, quarta vittoria stagionale per l'atleta romagnolo davanti a Marco Maronese della Zalfero Mobile, Desiree Fior, Federico D'Agostin, Selle Italia CF Ursus, Nikolai Shumov della General Store, Luca Zullo della Mastro Marco, Angelo Raffaele della Big Hunter, Nico Colonna della Palazzago Fenice, Valerio Mattioli della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Lorenzo Friscia della Mastro Marco e decima posizione per Andrea Borzo della Zalf Euromobile Desiree Fiora. Ancora un successo quindi per Luca Pacioni. Andiamo ad ascoltare le interviste del dopocorsa. Luca Pacioni, dopo un giro delle Pescanetarine sicuramente positivo, con una bella vittoria, cosa si poteva fare oggi? Soltanto vincere. Sì, devo dire che questa corsa ci tenevo in particolare a vincerla, anche perché è una delle corse importanti e classiche che ci sono rimaste finora. E la squadra non mi ha fatto mancare niente e io li ho premiati facendo questa bellissima vittoria. Raccontacela questa volata. Ma i miei ragazzi sono stati nelle prime posizioni tutto il giorno perché si presumeva una fuga da lontano. E tant'è vero che nel finale non ero molto presenti. All'ultimo chilometro infatti mi sono dovuto arrangiare e ho preso l'ultima curva qua in seconda posizione, dopodiché sono partito. E adesso altre vittorie o andiamo un po' al mare? No, al mare no, anche perché ci abito. Faccio Coppa della Pace settimana prossima, poi facciamo 2 settimane a Livigno. Marco Maronese un secondo posto, un po' di rammarico c'è. Beh sì dai, non speravo neanche di arrivare qui nel finale perché a Pescanetarino ho sofferto tanto, stavo male. Ho recuperato ieri, oggi dai la gamba stava meglio, ho tenuto duro in salita, poi quando eravamo qui in volata e purtroppo Pacioni adesso ha una marcia in più e mi accontento di questo secondo posto. Ci sono ancora parecchie gare, cosa facciamo andare a fine anno? Boh, adesso staccherò un po' perché è dall'inizio dell'anno che sono un po' a tutta e poi vediamo più avanti, dai. Federico D'Agostin, che bel terzo posto, complimenti. Sì, diciamo che sono un po' rammaricato perché non sono riuscito a passare gli ultimi 150 metri perché oggi stavo bene e potevo anche scalare di qualche gradino più in alto, non dico vincere, però secondo l'avrei anche fatto, però bisogna accontentarsi del terzo posto. Adesso però bisogna puntare alla vittoria decisamente. Sì, è da un pezzo che tutta la squadra sta cercando di puntare al gradino più alto del podio perché è proprio quello che ci manca, ormai i piazzamenti li abbiamo fatti tutti, che dire, speriamo che da adesso andando avanti arrivi anche sto primo posto. Giulio Montanari, vedere arrivare qui a Fiorano un bel gruppone di corridori senz'altro una bella soddisfazione. Ma io credo che nei 18 anni di attività di questa corsa, di questa giornata dedicata al ciclismo fiorano, credo che sia stato un evento clou alla fine, vedere tanti corridori disputarsi la corsa e sia anche una bella soddisfazione per chi organizza, ma soprattutto per chi tira fuori i soldini per allestirla, perché noi ci mettiamo il nostro tempo libero, il nostro impegno, ma se non avessimo dietro chi ci finanzia non potremmo fare queste cose, quindi credo che l'onore maggiore e la soddisfazione maggiore sia per quelli che hanno pagato questa manifestazione. Io credo che questa crisi che ci ha assalito, che ha ridotto le corse, che ha ridotto le forze del volontariato che organizzano,
per un verso non faccia del tutto male, perché vedo che negli anni ha maturato i direttori sportivi, gli atleti. Essendoci poche corse, si onorano le corse e si onora chi le allestisce e chi le finanzia. Quindi credo che tutto il male non venga per nuocere. È una bella manifestazione, io sono contentissimo della giornata, anche perché non sono successi né incidenti né stamattina né oggi con l'arrivo dei dilettanti, è andato tutto liscio, credo che l'organizzazione abbia girato nel verso giusto, quindi massima soddisfazione e questo ci stimola a continuare ancora negli anni futuri. Io credo che questa maturazione che hanno avuto sia i direttori sportivi, le squadre e i corridori faccia bene al ciclismo, ma non perché è bello vedere tanti ragazzi che si disputano una corsa, soprattutto perché è bello vedere che c'è competitività, che si fa la corsa dall'inizio alla fine. Io quando gli atleti non si fermavano per le premiazioni, non gli davo i premi anni fa, e non li darò neanche quest'anno se non sono presenti le premiazioni, perché credo che chi tira fuori i soldini abbia i suoi diritti e il diritto di vedere i ragazzi che onorano la manifestazione dalla partenza all'arrivo alle premiazioni. Credo che si debba essere contenti di una giornata del genere e ci dà gli stimoli per continuare e dire a tutti arrivederci al 2016. Alessandro Beccherucci, presidente della OCIP, senz'altro un bel matrimonio con lo Spezzano Castelvetro che porta a un risultato che è questa bellissima Pistoia Fiorano. L'ho definita un sogno iniziato 18 anni fa per errore, per sbaglio, per conoscenza, per amicizia, grazie a questo signore qui, chiaramente Lea, grazie a Pistoia, siamo riusciti a organizzare una cosa che nel tempo ha una rilevanza, pur essendo regionale, che ha fatto presenti 18 società che vengono extra regione, con tanti corridori che si sono dati battaglia. È stato divertente. Quando uno arriva in fondo a una gara e si è divertito perché l'ha vista in una maniera perfetta, l'organizzazione che abbiamo avuto noi giù e la grande organizzazione che ha Giulio qua, ci lascia felici, forse anche di poter continuare, perché nel mondo del ciclismo attuale non è facile continuare. Certamente senza Lea e senza Gallicani Piante né io né Giulio ci saremmo stati qua. E dobbiamo ringraziare loro, però dobbiamo ringraziare anche la collaborazione di tutte le persone che insieme a noi vogliono che questa manifestazione cresca. Io quest'anno davvero, dopo 18 anni, mi sono divertito. Mi sono divertito perché è andato bene tutto, bell'arrivo, bella corsa, bella organizzazione. Mi sono divertito, non riuscirò certamente a compensare quello che ha fatto il Romano in tutti questi anni. Però ho voglia di crescere grazie alle ceramiche, a Gallicani Piante e a questo signore qua. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.